Le panda giganti hanno vissuto felici in Canada per anni, ma l'epidemia minaccia i rifornimenti di bambù, il loro cibo, e lo zoo li restituisce alla Cina. Ci racconta questa storia la corrispondente Giovanna Botteri. Se volete invitare a pranzo Ershun, scordatevi la pizza a 4 stagioni, la pasta alla norma o la torta di cioccolato. Quello che veramente fa impazzire la signora è il bambù. Lei, panda gigante, cinese di nascita e canadese d'adozione, lo adora. Arriva a mangiarne quotidianamente 40 kg. L'ora dei pasti è estremamente flessibile, visto che una buona parte del giorno, dalle 12 alle 16 ore, è dedicata solo al cibo. Tra un bambù e l'altro, il consorte, il signor Damao, ama farsi 4 passi nel grande zoo di Calgary che da 7 anni li ospita. Una famiglia come tante, 2 cuccioli, una vita tranquilla, finché la pandemia non spezza la catena degli approvvigionamenti. Dalla Cina non ci sono più voli per portare il bambù fresco, i panda non mangiano altro. La loro sopravvivenza è a rischio e i responsabili dello zoo devono prendere una decisione dolorosa ma necessaria: rimandarli a Chengdu, dove potranno trovare bambù a volontà e sfamarsi. In Cina li aspettano a braccia aperte 3 anni prima del previsto, perché la diplomazia dei panda prevede solo prestiti. Alla fine tutti tornano a casa. In parchi e zoo che la pandemia ha reso meno affollati e più intimi per le timide ma innamorate coppie di mangiatori di bambù.